Buongiorno a tutti, sono Franchi Mauro, presidente dell'Associazione Bisicoltori di Colognoli Colli e siamo qua per parlare della raccolta finalmente dei bisi delle perle verdi del nostro comune di Colognola. Infatti siamo a inizio maggio ed è cominciata questa raccolta che si protrarrà per tutto il mese di maggio appunto. Li potete trovare dai nostri soci oppure li potete acquistare dai supermercati e negozi alimentari affiliati all'Associazione Bisicoltori. Inoltre potete degustare i vari piatti nei ristoranti e agriturismi della provincia di Verona, sempre affiliati all'associazione. Ed inoltre potete venire alla sagra dei bisi di Colognola a fine maggio, inizio giugno, dove potete mangiare e degustare i bisi di Colognola. E siamo qua perché vi voglio presentare due figure importanti dei soci che rappresentano, diciamo, la tradizione, un produttore storico che ha sempre coltivato i bisi, che è Francesco Piccoli, che lui, dimmi se sbaglio, che è anni che semini i bisi, anche quando... Più di 60, sì. Quanti anni è, Francesco, che semini? Più di 60 anni. Più di 60 anni. Sì. Ti ricordi ancora quando era il mercato dei bisi, sì. che era molto importante, insomma, per il territorio? Anche per l'economia, anche abbastanza Importante per, insomma, per tutto il comprensorio qua di Colognola. Sì. Una cosa importante è che dopo era andato un po' a perdere, dopo gli anni 70, inizio anni 70, invece tu hai sempre continuato. Sempre continuato a seminare il pisello. Quindi insomma è una figura Storica. che noi giovani e quei più giovani è da esempio. E poi vi voglio presentare, diciamo, le nuove leve, Anna Giulia, che, diciamo, è la quarta generazione della famiglia Fanini che semina i piselli. E lei, essendo giovane, ha questa passione e cerca di portarla avanti, insomma, o no, Anna Giulia? Sì. E dimmi cosa ti piace di questa... Allora, è una tradizione molto importante ed è giusto che come sia diventata un prodotto così importante per il paese di Colognola, è una tradizione da portare avanti ed è giusto anche trasmetterla appunto alle nuove generazioni, trasmettere questa passione e questa tradizione. Sì, è importante anche per l'associazione, perché vuol dire che ci sarà anche un futuro per l'associazione. Bene, vi ringrazio e vi aspetto a comprare i bisi.